Prego, venite. Questo è un camper nuovo. Tu sei il primo ad utilizzarlo. Quindi se c'è un piccolo danno non È colpa può... tua. Grazie Rosy che mi hai spiegato bene come funziona il camper di Lucchetta. Sigla! Sigla! Canale il canale. Una manager. No, aspetta! A bordo di un camper, in viaggio per l'Italia, tanti influencer da incontrare e un vino da consegnare. Vi presento Manuel Codello, proprietario della cantina dove potete trovare il mio vino, Nicola Menin, Salute. che mi ha aiutato a creare tutta l'idea e grazie. Adesso possiamo partire. Abbiamo deciso di partire da Trieste perché nell'immaginario di tutti l'Italia inizia proprio da Trieste. Canà? Dimmi. Ma le treccine hai fatto? Sì, in camper è molto difficile lavarsi i capelli, allora così rimangono più puliti, basta una Ma spugnetta. no, ma io come faccio? Guarda io cosa qua. Ma non è che siamo via 2 anni, stiamo al massimo mesi. Quando? Ma piuttosto, chi sta guidando il camper? C'è Nicola. Ma chi è Nicola? Un autista provetto espertissimo di camper. Così noi abbiamo il tempo di fare i video che... Montaggio, ragionamenti, progettazione. Signori e signori, eccomi! Quanto Trieste! Partiremo qua dalla splendida piazza Unità d'Italia, la piazza più grande che s'affaccia sul mare a livello europeo. I nostri street food sono derivati da questi buffet. Cosa mangiamo? Sì. Un panino di porcina, senape crema. L'espresso si dice un nero, se poi piace un nero lungo. Il nero corto non interessa. Potendo scegliere. Macchiato caldo, capo. Un macchiato caldo in bicchiere si chiama capo in B. Bisogna andare via col dizionario per ordinare un caffè a Trieste. Queste sono le rovine di un teatro romano e devo dire che rappresenta al meglio il teatro di oggi, Poretti. Ah, siamo arrivati al castello di San Giusto. Giusto? Giusto. Speravamo di trovare la Bora giusto per far vedere la Trieste che tutti riconoscono, no? Non ti preoccupare. Tutti quelli che mi hanno segnalato il tuo profilo mi hanno detto che tu sei triestina, giusto? Ma i friulani ti perdonano tutto dal momento che dimostri amore per il loro territorio, giusto? Ma sì, io mi sono sempre trovata bene, devo dire la verità. Ho rischiato solamente una volta quando avevo chiamato i carnici friulani. Giammai. Oh, Maria Vergine, che bello! Mi hai portato in un Osmizza. Osmizza. Deriva dallo sloveno Otto Ossam, perché durante il periodo austro-ungarico dell'Austria veniva data la possibilità ai contadini di aprire le loro porte di casa per 8 giorni all'anno e ospitare i viandanti dando i loro prodotti di casa. Che la va di mal, sempre allegri mai passion, viva la bom. Questo ottimo vino di Prosecco, frutto di un lavoro durissimo, perché anche qua esiste la viticoltura eroica, giusto? Sì. Possiamo andare a vedere queste vigne dove la nonna ancora lavora la terra. Prego. Wow, Trieste. Ma la difficoltà è che il trattore qui non arriva No. e quindi bisogna poi portare l'uva a mano, fare tutte queste scale e la nonna ancora le fa. Certo che le fa. Mi ricorda questa salita? Le vendemmie che faccio anch'io sulle mie colline. Manager, devo ammetterlo, mi piace tanto il carso. Ma anche a me. Anche a te piace il carso? Tanto. Ma a tutti piace il carso. E anche Udine. Germo, come mai mi hai portato in questo bellissimo posto? Osteria al Cappello, siamo alla 4ª generazione di preparazione di fricchi a Udine. Partiamo con un filo di olio, aggiungiamo la cipolla. Io direi che possiamo buttare le patate. Le schiacci grossolanamente. Formaggio. Un po' di sale, un po' di pepe e un po' di mozzarella. Adesso amalgamiamo bene gli ingredienti. E il frico continua ad essere il mio piatto preferito, veramente, complimenti, buonissimo. Miss Claire, grazie mille di avermi riportato a Udine dopo non so quanti anni, perché tu sai io ho studiato qua, Ma va? Cosa sì. hai studiato? Questa è l'accademia di teatro che ho frequentato io, la Nico Pepe di Udine. Non vado dentro, non voglio disturbare, mi vergogno. Saluto da qua. Il nostro percorso insieme finisce qua, ma prima finalmente tuo. Grazie, canale numero 5. Sai già cosa devi fare? La chicca qual è? Sono pronta a staccare e poi Festa grande! Ti aspetto sulle colline del Prosecco. Questa è la cartina. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Un gatto!